Bene raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, NBA 2K14, 31esima partita, siamo a Memphis Grizzlies, Utah Jazz. Vai fioi, il Comendone è una prima stagione da rookie devastante, per il momento chiaramente, per il momento. 22-20 per Memphis, no, per Utah scusate. Vediamo se il Cume deve continuare. Ok. Attention. Subito il Cume che perde l'uomo. Molto bene. E subito Randolph, fallo di Cantor. Primo libero. 21-22. Secondo libero. Erroraccio, benissimo, e poi andare... Ok, e adesso inizia la partita, come viene. Finora il Cume ha fatto una stagione strepitosa, tantissimi assist, tantissimi punti, tantissime doppie. Un Cume devastante. Bellops. Gasol recupera. Attenzione. Baylis. Anche tante palle recuperate, Il problema, forse il punto debole, sono le palle perse. Cazzo, triplone. Il Cume è iniziato malissimo questa partita, però inizio non positivo purtroppo. Ma sappiamo che il Comendone è un diesel. Grandissimo, non è assist, ma un buon fallo per Utah. Ragazzi, sono qua che sono con la testa anche al nostro Shumi, che purtroppo ha fatto un incidente con gli sci. Non so cosa dire ragazzi, so solo che Shumi, veramente ti vogliamo come nuovo, anzi meglio di prima, e molto in fretta, perché non mi ricordo quando a Campiglio mi ha dato il cappello autografato, cioè non posso pensare ad altre cose, quindi vai Shumi, siamo con te. E adesso torniamo su NBA. Il Cume da solo se ne va, primi 2 punti, grande Cume. Brutto tentativo di recuperare la palla, attenzione. 2-6 Utah, 2-6 Memphis, parità assoluta. Ancora che perde l'uomo, il Cume non c'è oggi, Il Cume è un po' svogliato quest'oggi, infatti un C- meritatissimo. Vabbè, calma, relax. Bellissimo, e qua il Cume dà un assist, un cioccolatino ragazzi, cioccolatino Cume in pieno. Bravissimi, dai Williams. Utah uno score di 19 vittorie e 11 sconfitte. Ottimo score. Dalla. Grandissimo, e sono 4 punti. Bravo Cume. The best Cume in the world. Attenzione qua, Davis. Mamma mia che canestro, 30 pari, bellissima partita. Vai Comendone. Grandissimo Cume che dribbla tutti, mamma. Però ragazzi, the best Cume in the world. Secondo assist. Vai. No, fallo, Evan Lunetta, no, per fortuna non c'è il tiro libero supplementari. 2 liberi. Primo libero a segno. Spostato a guardia intanto veneziano. Conley, 2 su 2, 32 pari ragazzi, partita indescrivibile al FedEx Forum. Gubert. Vai Venezianone.
Burke, solo rete da casa sua. E terzo assist kumendiano, ragazzi. Relax, it's a relax. Ragazzi, il Kume vuole vincere il Rookie of the Year e vuole entrare anche nella All-Star Game. Vuole entrare nell'All-Star Game il Kume, ma non quello dei piccoli, quello dei grandi. Per entrare nel Gotha, subito nel Gotha il primo anno. E qua subito ancora assist, il Kumendone fa una faccetta un po' così. Sono io the king of assist. No, proprio bellissimo, the king of assist, proprio una roba devastante. Solo il Kumendone può coniare queste stronzate. Vai Franklin. Attenzione, mamma mia. Dai che io devo prendere il largo. Madonna, abbiamo un'occasione con Utah, non lo so, beh, se andiamo ai playoff, cioè, sarebbe già un sogno. Vai, Gobert. Occhio, non perderla. Calma, 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 6 secondi. Porca puttana, che fallo del Cazzus. Stavo scaricando la palla per il triplone, invece Gobert fa la stronzata gubertiana. Fallo di quel Kumendone. Fallo del Kume. Primo fallo di giornata, 3-3 Memphis, 3-7 Utah. Da Memphis, da Memphis. Evans. Burke. Il Kumendone ancora non può provare tiri da fuori, purtroppo. Che brutta palla persa. Proprio alla fine, ma vaffanculo però. Non me l'aspettavo proprio sto errore. Triplone veramente da casa sua in faccia! E il Kumendone la mette! Mamma mia! 100% nel campo, tiro impossibile da fuori, da 3, in faccia, e da casa sua, The Kumendone. Mamma mia, 40 a 34 e per poco è un triplone assurdo. Mamma mia, il venezianone cosa sta combinando? 51 a 47, 5,59 del secondo quarto. Ma ragazzi, il Kumendone è qualcosa di schifosamente forte. E c'è la stoppata kumendiana, ragazzi, tanto per gradire. Bel canestro però qua, bel canestro. Ma inizio spaventoso, un primo quarto spaventoso del talentissimo veneziano. Un gondolare alla conquista dell'NBA. Dentro, grandissimo, arriva anche l'assist e il tiro libero supplementare. Cantor. Ragazzi, Utah veramente devastante, cioè l'anno d'oro di Utah, ragazzi, dopo Karl Malone, John Stockton, Jeff Hornacek e tutti gli altri. Una nuova era per Utah. Attenzione, è da solo qua, è bellissimo. Dormita in difesa, non sto giocando bene oggi. In attacco devastante, ma in difesa male male male. Dai, un bel blocco. Anche questo era pretendere un po' troppo, era difficilissimo questo, attenzione, però siamo solo più 2. Pareggio, 54 pari, partita tiratissima, ragazzi, tiratissima. Ripassaggio rischioso, ma va a buon fine ed è un altro assist. Mamma mia, oggi che sta combinando The Kume Venetian. Devo ancora recuperare palloni, però. E quella è l'unica cosa negativa. Qua il Kume va a vuoto. Vai, 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 vai. Ero qua se volevi. Ma perché cazzo non passarmela? Attenzione da 3 ancora, ragazzi. Utah da 3 è qualcosa di devastante quest'anno. Che anno, fioi, che anno. Fallo di Favors.
Primo libero. Segno dalla linea della carità. Randolph. 2 su 2. Vai, il numero 7 di Utah, la stella di Utah, ragazzi. Deve brillare la stella come indiana. No. Calma, calma, Kume, calma. Il Kume vuole sfruttare il blocco. Ma sono capito un po' la giocata. No, sti rischi però. Ogni tanto mi perdo in stronzate. 1 secondo e 8. Subito. Ah, peccato, primo errore del Kumendone, ci ho provato. Secondo fallo. Cazzo, sono solo a C perché ho preso tanti punti in difesa, cioè non sono riuscito a difendere bene, quindi alla fine è partita buona dal punto di vista delle statistiche, però dal punto di vista poi del voto dei compagni non bene. Quindi non contano solo i punti e gli assist nell'NBA. La difesa è fondamentale nell'NBA. Fallo. Fallo. Cazzo, la stavo passando, non mi dà neanche i liberi, porca puttanona. Evans. Un momento un po' difficile, cazzo. Sono stramarcato. Vai. Billups, veramente la casa sua. Billups, mamma mia, per poco. Chance Billups. Attenzione, sorpasso di Memphis. È momento difficile, ragazzi. Momento difficile per Utah. Sono triplicato, ragazzi. Triplicato il Kumendone. Billups. Bellissimo. Billups fa segno di stare calmi, che Utah è ancora in partita. Davis. Che cazzo, ma no! Ma non volevo far fallo, questo è un errore imperdonabile. Errore imperdonabile, già il terzo fallo. Un po' nervoso il Kume nel secondo quarto. Sono stramarcato, cazzo, per questo vuol dire che temono il Kume. Il Kumendone prova una cosa impossibile, ce la fa! Grande Kume che torna a timbrare il cartellino. Conley. Oddio, quanti punti ho preso però. Malissimo in difesa del Kume, è per questo che ho solo C. Ed è giusto. Qua il Kume fa numeri incredibili. Però ragazzi, questa è classe pura, classe pura. Siamo già a 7 assist e manca ancora un minuto alla fine del primo tempo. E la rubiamo, no! Quarto no, calma, no, non posso rincularmi così, però no, Fioi no. Ora adesso non devo più far falli, basta, non posso più fare allunghi. Cazzo. I due limiti, palle perse e i falli, va bene, dai. Tutti hanno dei punti deboli. Qua ho rischiato, per ora da solo. I Grizzlies sono primi, rimbalzi mi sembra. Il Kumendone, finta il tiro. Carter, Vince Carter. Mamma mia, che quanto ho rischiato, Fioi. Rischio paurosen. Vai, Jefferson. Prova un tiro impossibile. È proprio duro questo. Il movimento era proprio difficile. Va bene.
Grandissimo, come che guadagna un fallo incredibile. Bravi Fioi. Bravo Kume. Però solo sì, e non mi piace. Fallo, fallo. Ennesimo fallo sul Kumendone. Primo libero. Mattone inaspettato. Secondo, perfetto. Dai. +1 aiuta. E ho rischiato anche se ho 4 falli. E la poggia a canestro, rubata e canestro. E silenzio anche. Bravo Kume, molto molto bene. 12 punti, 7 assist, 71% del campo. Qualcosa di fantascientifico. Unico difetto di questa partita è la difesa, purtroppo. Jefferson niente, finisce il primo tempo 6-9 Utah, 6-6 Memphis, partita incredibile. Punteggi altissimi anche, punteggi veramente veramente alti. Rapporto intervallo. Vai sprint. Dai, 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 muovite, muovite, muovite. Muovite. Ok. Cazzo, è in vantaggio Memphis adesso. Si è un po' abbassata la quota punti. Adesso dobbiamo stare attenti perché questo è il quarto di solito kumendiano. Ocio. Aia, brutto. Bravissimi. Favors recupera. Burke. Carter. Bellissimo il Kume, cosa fa? Fallo. Fallo, cazzo, fallo. Primo libero, buono. Secondo libero, buono. Dai ragazzi, tiri liberi 75%. Occhio ragazzi, Gasol. 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 Burke. E ancora il Kume che entra. Buona andata. Errore kumendiano ma recupera molto bene. Dai Fioi, concentration please, concentration. Da 3 Pondexter, che cazzo si dice? Scusate ragazzi, sono troppo concentrato sulla partita. Madonna ragazzi, ma che azione di Utah Fioi. Però quando il Kume sale in cattedra sono cazzi, Vai stoppatore e invece super canestro più tiro libero. 84 pari, partita tiratissima. Pare deve essere in cattedra il venezianone. Ma perché sti errori? Perché sti errori, cazzo? Bravo Carter, e invece la sbaglia. Questo è un attacco proprio pessimo, pessimo. Franklin. Bella, bella giocata, meno male che l'ha sbagliata. 84 pari. Burke. Bravissimi. Ho 62% nel campo, ottimo, dai, ancora bene.
Non posso neanche fare tanti allunghi perché comunque Occhio, Dio santo, niente, oggi non riesco a difendere. Bravo, non è assist, ma comunque va bene. 8-8-8-6 per Utah. Manco magari a sbagliare. Vai, rimbalzone. Ho sbagliato completamente tutto. Tutto sbagliato. Seconda palla persa. Qua ho fatto una stronzata termonucleare. Infatti sono a C di nuovo. La partita che era cominciata veramente alla grande. Adesso mi devo perdere su queste stronzate. Che giramento, diciamo terzi, che sono sulla 13-13. Perché mi devo perdere in stemonate? Occhio ragazzi, occhio. Bellissimo. È andata bene, dai, è andata bene. Dai, un po' di concentrazione. Come che non sto terzo quarto mi ha fatto proprio cagare. Jefferson per il Cume. Burke. Fallo. Cazzo, infrazione di tempo, ma porca mignottona. 8-8-8-6 ragazzi, sempre e solo 2 punti. Vai Cube. Bravissimo. Ho preferito l'assist che non si sa mai. Comunque non sono altissimo e da sotto rischio. Bravo venezianone, bravo Vene. Randolph, fallo. Quanti falli di Biedrins già al quarto. Primo libero, a segno. Secondo libero, a segno. E Vaffan-Broden. Burke. No, sti errori, no, ste robe. Miller recupera. Dormita generale di nuovo, 90 pari. Partita veramente dal punteggio altissimo. Qua deve salire in cattedra del Cumendone. Ma che... Mamma cosa ho rischiato. 4 secondi. Madonna che brutto. Conley recupera. Ok, 90 pari e inizia l'ultimo quarto, fio. 90 pari, ultimo quarto, 25 dicembre. Vai, ultimo quarto. Che partitona ragazzi, che partitona. Vai Venezianone. Ha fatto un terzo quarto purtroppo non positivo. Da solo e solo rete. Bravo Cume. Siamo un peccato per non fare la doppia con un po' di assist. E manca ancora 12 minuti. Conley. Fallo di Billups, ma stoppata imperiale. Conley. Buono. Secondo. Buono. E si galleggia sempre sulla parità. Billups.
Vai come ragiona. Ragiona play. Sei il play più playoso del mondo. Vai. Jefferson. Madonna che cesso di tiro però di Jefferson. Va bene dai, comunque è andata. Randolph. Bello Miller. Mamma mia che è vantaggio Memphis. Incredibile. La cosa è veramente incredible. Dai. Vai. No, ma mettilo dentro. Chi cazzo? Biedrins. Ecco, lui che batte i liberi veramente in maniera oscena, cazzo. Come si fa a vedere in NBA uno che tira così? Va. Miller. Grande Kume, seconda stoppata di giornata. Però non basta più. 3 Memphis, calma ragazzi. Primo mini break memphisiano. Bravi. No, sei infortunato? Occhio Miller. Conley. Randolph. Grandi, meno male che hanno sbagliato. Vai Comendone, vai Comendone. Vai Billups. Finta il tiro da 3. Palla, aiuta. La prossima è contro i Lakers e Clippers, ragazzi. Ci divertiamo nelle prossime partite che devo registrare. E dall'angolo il Kume purtroppo sbaglia. Devo migliorare molto dall'angolo, No, cosa volevo fare l'assist per andare sulla doppia. Sono un coglione. Cosa volevo fare? Errore che può costare la partita, ragazzi. Erano 2 punti fatti. Ma porca. Devo riscattarmi. Ora perde palla Billups. Momento di smarrimento. Momento incredibile. Stoppone. Dai Kume. No, era l'alley-oop perfetto. Invece mi dà addirittura palla persa. Sì, vabbè, però questo è vergognoso. Niente, momento di panico. Panic comendiano. Calma. E vaffanculo. Il problema è che però io ci tengo agli assist, queste robe qua. C'è possibile che sul mio non deve fare l'assist, il punto, porca troia. Ah, da 3. Meno male il ferro sputa il tiro. Favors. Bravi ragazzi, bravi. Niente, il Kume non c'è proprio in partita adesso. Fanno tutto gli altri, il Kume non fa niente purtroppo. Conley. Miller. Conley. Che vedi, arrivo stanco, l'ultimo quarto si gioco tanto. Bravo Kume. Oh, bravo Kume. 7 su 11 dal campo comunque, Fiori, cioè. Ottimo Kume, ottimo. Gasol. Billups. Bravissimo. Dai!
Non ci voglio credere. Madonna, che momento di sfiga per Utah. Mamma, che momento di sfiga. No, non puoi metterlo. E non lo mette. Jefferson. Da 3, come ti prego. Solo rete! Triplone spaventoso. Il secondo triplone di giornata. Grande Kume. Grande Kume. Randolph. Dai cazzo, più 3 Utah. Cosa ha messo Randolph? Non ci voglio credere. Zaccone Fioi. Qua, ma che cazzo voleva fare qua Jefferson? Titta Mocri, prendeva tanto per il culo, è uno scappellato. Ecco. Più uno Memphis, più uno Memphis, più uno Memphis. Dio madosca. Mamma, cosa ho rischiato. Rischio come indiano. Vai Kume. Vai Jefferson. Non ci credo e perdiamo ancora palla. Perdiamo ancora palla. 110-107. Dai cazzo, più 3 aiuta. Gasol. Dai che Gasol ha sbagliato, dai Kume. Niente, non vado, incredibile, non vado in doppia doppia, cioè spaventoso. Fallo, merdaccia. Dai. Carter. 7 secondi. Niente, attacco di merda purtroppo. Gasol. Bello. 109-110, tensione altissima. Mamma mia che rischio anche qua, vado a C, di nuovo a C, Fioi. Stoppata sul Kume, va a cagar però, va a cagar. 57 dal campo. 112-109. No, l'ha recuperata, che sfiga, oh però. Aia. Guarda Miller cosa mette, ancora solo più uno. Palla, niente, cioè, riesco più a fare un assist, non posso fare un'altra doppia doppia, è vietato, non so cosa. Vaffanculo, vaffanculo, tripla, la finta. Tira. Ma Dio santo, ma niente, proprio non ci siamo ragazzi, c'è 1 minuto e 52, No! Prende il rimbalzo e va il fallo, no, invece no. Più uno aiuta ancora.
Oh là. Dai. Cazzo, siamo a 9 assist. Voglio la doppia per prima dobbiamo vincere la partita. Buona difesa sul tiro, grande Kume. Qua il Kume ha fatto l'impresa della vita. Bravo! Double double! It's the double double. No, qua la mia fretta in culo. Guarda, l'avevo recuperata. E ancora buona difesa kumendiana. Buona difesa kumendiana. Ma no, Favor su un coglione. Favor, tu sei un coglione. Ti sei un coglione anche de merda. Ah, Dio, che sfiga, più 3. Mamma mia che partitone, mamma che partitone. Ma non è proprio regalo. No, ma qua, vabbè, non l'ho proprio capita onestamente. Più 1, ma non era là il passaggio. Non era così che doveva essere il passaggio. A volte non capisco onestamente. Ma che cazzo? Non ci credo. Cosa gli abbiamo regalato? Il Kume per poco la recuperava di nuovo. No, fioi, se perdiamo sta partita possiamo andare a cagare. Più 1 Memphis, perché è un coglione. Perché è un coglione. Perché l'ha passata così lunga? Quella testa di cazzo. Come perde una partita già vinta? Il Kumendone però inventa un capolavoro! E il Kume torna più 1, aiuta! Torna più 1, aiuta! Torna più 1, aiuta! Torna più 1, aiuta! Torna più 1, aiuto! No! Non ci credo, e va anche in lunetta. Che sfiga, che sfiga. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. 5 secondi. L'ha persa. Palla persa, finita, incredibile. Incredibile cosa avevamo perso per colpa di una merda di uomo che la passa lunga. Al posto di gestirla fa il passaggio lungo. Vaffanculo. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.